Schiaffi durante gli interrogatori e spray al peperoncino sul volto. Shock a Verona. Un ispettore e 4 agenti di polizia sono da questa mattina agli arresti domiciliari per presunti atti di violenza compiuti tra luglio 2002 e marzo 2023 nei confronti di persone sottoposte a vario titolo alla loro custodia perché momentaneamente private della libertà personale. Pesanti le accuse: tortura, oltre a lesioni, falso, omissione d'atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. Ad eseguire l'ordinanza emessa dal GIP di Verona sono stati gli stessi colleghi dei poliziotti indagati. La squadra mobile della questura per 8 mesi ha indagato sulla vicenda in seguito ad un'intercettazione telefonica nell'ambito di un'altra indagine nella quale un agente si vantava di avere sistemato una persona fermata dandogli 2 schiaffi. Da lì sono scattate le indagini che hanno permesso di documentare attraverso intercettazioni audio e video 7 casi all'interno degli stessi uffici di polizia. La questura di Verona sottolinea come i destinatari delle misure cautelari fossero già stati trasferiti ad altri incarichi all'indomani della chiusura delle attività di indagine e quindi da alcuni mesi. Il questore ha altresì disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non avendo preso parte ad episodi di violenza, si presume possa non aver impedito o comunque non avere denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi.